Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo della sindrome della eletta, cioè quella sensazione che alcune persone o dell'eletto hanno quando hanno un incontro, un rapporto, una convivenza, una comunione con qualcuno di famoso a livello sociale. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube del De Garda che ha già più di 3200 iscritti, al mio canale che se sei appena arrivato iscriviti per farmi, cioè fa sempre piacere un'iscrizione. In più vi ricordo anche che nel sito capitano.altervista.org qui sotto abbiamo il link per poter accedervi, ci sono più di 20 ebook di radionica, radiestesia, con i vari circuiti e le spiegazioni e ci sono anche 4 ebook tutto gratuito in cui si può scaricare praticamente delle conoscenze di chiriologia e lettura della mano. Abbiamo anche una sezione shop con una sezione dedicata ai sigilli, no? Costano 120 euro e praticamente hanno il costo della spedizione. Però ricordatevi che quando si sceglie un sigillo ci vuole sempre un'indagine per vedere qual è il più opportuno. Qui c'è una sezione shop per riti operativi, pulizie, abbonamenti pulizia e quant'altro. Bene, in più abbiamo nel sito, nel social Facebook, due gruppi casti sacerdotali, ma stiamo rilanciando un gruppo di radionica, radiestesia, terologia ed ermetismo o ermetismo e terologia. È l'iscrizione gratuita, siamo più di 1300-1350, no? Amicizia più, amicizia meno, e sarebbe bello che ti iscrivi. Anche in Telegram puoi unirti al nostro canale. Qui sotto ci sono tutti i link per poterci raggiungere. Se vuoi invece una consulenza privata, 20 euro, 45 minuti, pagabili con PayPal. Chiaramente una consulenza su Telegram via telefono. Bene, iniziamo un po' questo discorso di quelle persone che a un certo punto della loro vita o anche da piccoli si innamorano di un personaggio di spicco, di un personaggio sia politico che economico, che come si suol dire, una star magari del cinema e quant'altro, e iniziano un percorso per poterlo raggiungere, no? Però questa è una doppia fase, cioè prima c'è questo entusiasmo, no, per raggiungere la vetta di questo personaggio che sembra la punta della piramide, no? E quando una donna, un uomo raggiunge questo personaggio, mh, attiva dei meccanismi che praticamente escludono le altre persone. Quindi eh, succede che intrinsecamente la persona o l'uomo che raggiunge questo ambito successo di andare insieme a una persona non è che guardano tanto la persona in sé, ma lo status sociale che questo rappresenta. Ma ci sono delle insidie. Primo, perché queste persone che sono sempre in spicco, no? Sono sempre davanti ai riflettori, hanno due cose negative. La prima, di solito sono molto bassi di Bovis e quindi questo fanno capire che sono narcisisti e molto probabilmente i narcisisti, l'ho già spiegato in altre pillole, non dicono sempre la verità, diciamo a essere ottimisti un 50-50. E poi queste persone sono piene anche di energie, oltre perché per arrivare in vetta, chiaramente hanno dovuto combattere in qualsiasi modo, sia magico che di tante altre cosine, e quindi sono anche sporche, hanno delle spurie energetiche. Quindi quando si hanno dei rapporti fisici di qualsiasi tipo con queste persone, anche una stretta di mano, oltre che chiaramente rapporti sessuali, c'è un interscambio di energie e queste persone chiaramente contaminano le altre persone. Chiaro che è un discorso delicato, no? E quindi queste persone che arrivano su e in un certo senso hanno una grande platea di persone, ecco, fra queste persone molte acquisiscono
hanno dentro di sé la sindrome dell'eletta o dell'eletto e praticamente non gli interessa fondamentalmente l'uomo o la donna, ma gli interessa essere il compagno, il prescelto. Però questo ha delle conseguenze dure. Prima di tutto perché questi personaggi non sono quelli che poi uno si immagina, no? Che camminano sull'acqua, resuscitano i morti, hanno delle pecche importanti. E poi questi giocano sul fatto che c'è questa sindrome dell'eletta. Quindi, ad esempio, i cantanti, gli scrittori, ma anche i maghi, no? Possono scegliere fra una pletora di persone che magari hanno questa sindrome. E bisogna stare lontano a questi personaggi perché sia la sindrome dell'eletta o dell'eletto, sia queste energie basse che queste persone hanno, sia che loro hanno magari avuto contatti fisici sessuali con altre persone e sono state vampirizzate, beh, nasce un'alchimia micidiale, un'alchimia pericolosissima per chiunque si avvicina, perché diventa come una schiavitù virtuale, una schiavitù eterica, no? Il vostro maretto consiglia sempre la pulizia eterica da 100 euro, su qua non ci scappa, e poi consiglia chiaramente di attivare dei riti propiziatori per staccarsi da questa, tra virgolette, schiavitù. Chiaro che questi sono piccoli consigli, perché chiaramente una pillola non si può spiegare tutto, però questa, tra virgolette, non è una schiavitù in un certo senso fisica, ma è una schiavitù eterica, no? Psicologica, chiamatelo poi come volete, metteteci sul nome che volete, però il fatto è che c'è. Quindi, al di là di che, come lo chiamate, questa situazione esiste ed è una situazione da monitorare. Il vostro marietto, come vi ho detto, pulizia, attivare i circuiti e eventualmente, se potete, attivare dei sigilli, comprarli nel sito del capitano.attivista.org, i nostri sigilli di legame salomonici per poter tagliare questi legami perniciosi. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato e alla prossima pillola.